Sale, che anche secondo me ha vissuto questo dibattito e l'ha già vissuto proprio durante la nascita e può essere secondo me molto utile anche come incipit di fiducia rispetto a questo tipo di percorso, a queste cose che stanno uscendo qui in questi giorni a Treviso e è in moto dal tempo. Dirò brevemente, visto che immagino tutti qui sanno da cosa nasce l'esperienza del Sale. Il Sale Docs è uno spazio a Venezia, nel cuore del centro storico di Venezia, che nasce da un'occupazione nel 2007 e molto ambiziosa secondo noi, perché proprio si tratta dell'occupazione di un magazzino del Sale nel cuore della città, nel cuore del centro storico, esattamente nel mezzo anche di quello che si sta delineando come una sorta di distretto contemporaneo di Venezia, di fianco proprio di rimpettai di porta e a pochi metri, a pochi passi dai più importanti investimenti sul contemporaneo, i più importanti musei come la collezione di Punta della Dogana di François Pinault, la Fondazione Vedova, il Museo Peggy Guggenheim, e su uno spazio del 1500 che da anni era rimasto vuoto e abbandonato e che noi abbiamo deciso di occupare appunto nel 2007. Parliamo di artisti, attivisti provenienti dall'esperienza dei centri sociali per andare in qualche modo a inchiestare e a agire quelle che secondo noi si stavano palesando come delle grosse contraddizioni e dei grossi campi di lotta all'interno di Venezia, e all'interno di quella Venezia intesa come questa enorme fabbrica della cultura dove diciamo che l'arte e i grossi investimenti sulla cultura, sul contemporaneo si evidenziano anche in grosse contraddizioni. Per farla breve, ci siamo posti delle semplici domande, cioè tutto nasce da delle domande che evidenziano un po' queste contraddizioni nella città di Venezia, ovvero perché di fronte a questi enormi capitali finanziari internazionali sulla cultura e non solo, in realtà corrisponde una precarietà endemica nella città di Venezia. E come mai questo meccanismo dell'arte si intreccia sempre di più con meccanismi finanziari di speculazione e di soprattutto sottrazione a livello di speculazione immobiliare di importanti pezzi del bene comune artistico che ha la città di Venezia. Di conseguenza da questo ne è nato l'esigenza dell'occupazione del Sale, e ad oggi il Sale si può definire come uno spazio indipendente per le arti visive e le arti sceniche. Bene, da qui nasce il cuore di quello che sarà il mio intervento, che la chiuderò molto rapidamente. Ad oggi, cioè a novembre 2012, il Sale ci è stato assegnato con un'assegnazione formale